Da domani è obbligatorio il Green Pass per entrare nei negozi, anche nelle librerie. Cosa ne pensa a riguardo? Che sia assolutamente necessario e che forse è un buon passo per arrivare all'immunità di gruppo totale. Vita difficile da domani per chi non sarà provvisto di Green Pass base necessario per entrare in tutti gli uffici pubblici, nei negozi di abbigliamento, nelle librerie, nelle banche e alle poste, con alcune eccezioni e deroghe decise dal governo, come per recarsi dai carabinieri o in questura per sporgere una denuncia. Non si tratta della certificazione verde rafforzata che prevede vaccinazione contro il Covid o guarigione dal virus, ma di quella base ottenibile anche effettuando un tampone che abbia esito negativo. Gestire tutti i clienti che entrano, soprattutto se si lavora da soli, è complicato, quindi non si riuscirà a farlo al 100%. Secondo me fino a questo punto qua non serviva mica tanto arrivarci, però ormai. Nei tabaccai che non sono stati esentati non si potranno più comprare le sigarette senza la certificazione verde. Lo stesso vale per le poste, nessuna deroga, nemmeno per ritirare la pensione. Nei supermercati si potrà entrare per fare la spesa, così nelle farmacie e parafarmacie, passando per i distributori di benzina. Chi non rispetta le regole rischia multe salate. La gente è per lo più favorevole. Mi va bene perché è un riparo per tutti. Giustissimo, studentessa in medicina, quindi sono super approvo totalmente. Ovviamente rompe le scatole anche a me, tira fuori sempre il Green Pass, però se questa è l'unica strada per un po' di libertà, sono d'accordo. Dovevano farlo prima, mesi prima. Credo sia giusto estendere un po', cercare di convincere anche quelli che non si sono vaccinati a vaccinarsi in questo modo.